Allora sono col mister, senti Chico, l'ho detto prima a Tiago, no? Valdagno aspettava la semifinale da 7 anni, quindi adesso la semifinale ce l'abbiamo, siamo arrivati davanti a formazioni che ci hanno anche battuto qua in casa, non faccio nomi e cognomi, però stasera grande dimostrazione soprattutto di squadra con la S maiuscola. Lo so detto a loro che oggi più che la squadra seria che cada uno individualmente facesse la sua meglio partita. E se cada uno di loro fa il suo bene, come squadra siamo una bella squadra. Oggi è stata una serata veramente buona per noi. Loro sono una squadra molto buona, devo fare anche i complimenti a Monza perché è una squadra che a me personalmente mi piace tanto e che credo che la differenza non è quella che ha finito, però credo che oggi abbiamo fatto una bellissima partita. Da fare un gran complimento alla mia squadra perché ha fatto un lavoro tremendo oggi e anche durante tutte le stagioni, perché oggi è la conferma di tutto quello che abbiamo fatto durante la stagione. E una serata di questa è una che sicuramente nessuno di noi dimenticherà del futuro. Non neanch'io che l'ho commentata, ti assicuro è stata una partita veramente emozionante insieme a Stefano Zamperini, abbiamo visto veramente, l'ho detto anche prima al capitano del Monza Galimberti, un hockey secondo me diverso da quello che siamo abituati a vedere magari su altri campi e qui tanta velocità, tanta voglia di fare anche magari qualche errore gratuito, ma soprattutto velocità, è bellissimo. Sì, sì, noi anche al Monza siamo una squadra che gioca un hockey diretto, un hockey offensivo, che noi anche abbiamo sofferto molto di più che loro dei gol. Però questo è il nostro ADN, giochiamo così, saremo così. E credo che alla fine abbiamo raggiunto da fare il nostro lavoro ben fatto, siamo arrivati dove aspettavamo all'inizio, dove credo che anche qualcuno di noi aveva un po' di dubbio che questo poteva succedere, però siamo là, adesso bisogna guardare il Trissino che è una super squadra, però noi già l'abbiamo vinto una volta e queste hockey sono 5 contro 5 dentro di pista. Può succedere di tutto, sicuramente che se giochiamo con questa voglia, con questa ordine, possiamo giocarsela con il Trissino. Grazie Chico e soprattutto un risultato, lo sottolineo anch'io, uno dei migliori risultati di Valdagno da 7 anni a questa parte, semifinale scudetto conquistata, direi diciamo per ora, missione compiuta. Grazie Chico. Grazie mille a voi e a tutti quelli che oggi hanno fatto un bel palalido. Grazie subito anche ai tifosi, bello sì. Abbiamo bisogno di loro, abbiamo bisogno di loro. Grazie. Grazie Chico.